Ricordiamo che fra l'altro in Veneto dai 12 ai 19 anni ormai il 55%, quindi più di un ragazzo su due si è vaccinato. Guarda ai giovani, il presidente della regione Zaia da Mogliano per il Vax Day allestito allo stadio. Il Veneto in queste settimane punta sull'immunizzazione dei ragazzi per la sfida della ripartenza dell'anno scolastico con tutti in presenza ed affina il piano delle scuole Sentinella già avviato la scorsa primavera. Identificare delle scuole nel Veneto rappresentative da testare, diciamo, a cadenza ripetuta in maniera tale di verificare la circolazione del virus. Quindi dico che noi saremo presenti con i tamponi salivari molecolari in alcune scuole anche della provincia di Treviso proprio per valutare e monitorare il grado di circolazione del virus. Progetto Scuole Sentinella del Veneto che verrà replicato a livello nazionale, ma in queste ore fanno notizia anche i focolai emersi in 2 RSA a Cartigliano nel Vicentino e a Mezzane di Sotto nel Veronese. La risposta anticorpale, quindi immunitaria, dopo la somministrazione del vaccino in un anziano è molto meno efficiente che in un giovane. E il vaccino nel bugiardino ha dichiarato che la risposta anticorpale avviene nel 96% dei casi, quindi fatti 100 i vaccinati, 96 avranno gli anticorpi. Andando in su con l'età si può arrivare anche a percentuali molto più basse del 96%. Detto questo, noi abbiamo oggi una casistica che è molto chiara. Il vaccinato che si reinfetta nella quasi totalità dei casi è un asintomatico, non ha sintomi, oppure ha sintomi lievi. I ricoveri per Covid di questa quarta ondata riguardano per la stragrande maggioranza persone non vaccinate. Oggi noi abbiamo in terapia intensiva sostanzialmente quasi tutti non vaccinati, anche di età giovane, abbiamo anche un 32enne, e in corsia abbiamo fondamentalmente il 70% dei ricoverati non vaccinati.